Si riprova ad andare in partenza. È stata ritirata Elodie RL con Paolo Leoni, pertanto saranno in 10 cavalli dietro le ali della macchina. Con il numero 1 Estasi Jet, Gennaro Pacileo, 2 Burneo Gal, Francesco Tufano, 3 Edith Dalvio, Carmine Piscoglio, 5 Emulo Zio Inno, VP dell'Annunziata, 6 Il Gatto Jet, Andrea Vitagliano. Seconda fila 7 Endira, Roberto Vecchione, 8 Edith Stecca, Roberto Faticoni, 9 Esedra Cub, Marco Stefani, 10 Epic Man, Salvatore Cintura Junior, 11 Eric Star, Maurizio Cheli. Macchina che inizia a prendere velocità. Qualche problema per Edith Stecca che è riottosa e rimane distante dagli altri. Autostart che accelera con cautela Indira e si parte. C'è la rottura di Eburneo Gal, sbaglia anche Edith Dalvio, va in testa il Gatto Jet con in seconda posizione Emulo Zio Inno, al largo Eric Star, sbaglia anche Emulo Zio Inno, sbaglia anche Zedra Cub, rimangono in 4 esenti da errore. Numero con Endira 5 che segue distante. Zio Inno, primi 200 metri di corsa se ne vanno in 15 numero e 3. 9 il Gatto Jet in vantaggio, all'esterno Eric Star, allo steccato c'è Estasi Jet, in quarta posizione Epic Man. Mentre si agganciano i due che seguono il battistrada e che così prende ulteriore vantaggio. I 400 se ne vanno in 31 e il Gatto Jet in nettissima evidenza. Estasi Jet in seconda posizione, di fuori Eric Star, alla corda Epic Man. Questi tre che seguono a netto intervallo il battistrada e il Gatto Jet. E il Gatto in fuga, già a un giro dalla fine, con gran margine, una quindicina di metri, nei confronti di Estasi Jet, Eric Star di fuori, Epic Man che segue questi due. 31-1 il secondo quarto di gara, 1-1-2 per gli 800 metri iniziali. Lungo la curva di destra il Gatto Jet non si fa avvicinare dagli avversari e completa così il primo chilometro d'avanguardia in 1:16:7 e il Gatto sempre in vantaggio. Andrea Vitagliano che vuole aprire come suo solito la stagione in bello stile, mantiene una quindicina di metri di vantaggio nei confronti di Estasi Jet, passa terzo Epic Man, la retta opposta alle tribune passata in 14:4, accelerazione secca da parte di Il Gatto Jet che si mantiene in netta evidenza a metà dell'ultima curva. Estasi Jet che prova ad avvicinarlo, poi Epic Man, la piegata conclusiva, passata in 15:3 dal Gatto Jet che entra in retta arrivo con netto margine di vantaggio nei confronti di Estasi Jet e di Epic Man, e il Gatto Jet che nel finale regala come sempre il successo in apertura ad Andrea Vitagliano. Al secondo posto Estasi Jet, al terzo Epic Man. Saluta il pubblico Andrea Vitagliano e il Gatto Jet preparato a puntino per l'Overtour di Cesena. D'altronde era il premio Overtour stagione 2023, 1:16:3, il ragguaglio cronometrico per il figlio di Naglò e India Jet, Andrea Vitagliano, Vincenzo Vitagliano alla proprietà. Tutto in casa per questo allevato Toniatti, successo in cost to cost di Il Gatto Jet.